Daydream anticipazioni del 27 luglio. Sanem lascerà Jeanne. Jeanne porterà Sanem in un posto speciale dove lei dichiarerà il suo amore dicendole che si è innamorato di lei. Intanto Emirè incontrerà Metin, l'avvocato di famiglia, che consiglia allo stesso Emirè di stare lontano da Eileen, che è una donna molto pericolosa. Nel frattempo al teatro vanno avanti i preparativi per lo spot pubblicitario e Muzaffer JJ si consoleranno a vicenda per le loro pene d'amore. Arriverà Osman e tutti cadono ai suoi piedi. Anche Leila gli farà gli occhi dolci. Muzaffer però si mostrerà geloso perché vorrebbe essere al suo posto e continuerà ad interrompere. Anche Guliz inizierà a guardare Osman con occhi diversi e Leila lo noterà. Dopo il tenero momento con Sanem, Jeanne, tornando a casa, troverà il fratello Emirè curioso ad aspettarlo, che vorrà sapere dove è stato la sera prima. Lui risponde che è felice e che è innamorato di Sanem. Jeanne gli dirà ancora che ha riportato amore e passione nella sua vita. Sanem è sempre tormentata dal fatto che gli ha detto un sacco di bugie, ma dirà anche ad Osman e a Jan che non riesce a stare lontano da Jeanne e che i sensi di colpa la fanno stare troppo male. Sanem chiamerà Emirè per avere un confronto. Vuole convincerlo a dire a Jeanne che la colpa è tutta sua e che lei è stata solo una pedina. Emirè le risponderà che conoscendo suo fratello non lo perdonerà mai. E le dirà anche di non sognare troppo, che Jeanne non va per lei. Emirè poi racconterà tutto ad Eileen, che è intenzionata a fare tutto il possibile per far allontanare Jeanne da Sanem. Eileen sapeva dell'interesse di Jeanne per Sanem, ma non sapeva fosse ricambiato. Entrambi vogliono che Jeanne se ne vada da Istanbul per impossessarsi dell'azienda di famiglia. Eileen non perde tempo e si metterà subito in opera, scambiando la borsa di Metin, l'avvocato di famiglia, contenente dei documenti importanti, con una borsa identica. Così farà in modo che Jeanne venga a conoscenza che Metin passa delle informazioni alla madre con la complicità di Emirè. Jeanne scopre tutto, si arrabbia tantissimo e lo licenzia, visto che non si può più fidare di lui. Emirè cerca di fargli capire che sta cancellando un'amicizia per una cosa di poca importanza. Emirè poi farà notare a Sanem la reazione di Jeanne di fronte a una piccola bugia. Sanem vorrebbe scappare, ma arriva Jeanne che vuole passare del tempo con lei per poter stare un po' meglio. A questo punto Sanem gli dirà che non possono stare insieme, lo vede come un amico e gli dirà anche che non prova nulla per lui. E Jeanne inizierà a ridere, ma le dirà anche di smetterla di giocare con lui. A questo punto non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!